Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare faremo il post partita, no andremo a parlare, faremo il post partita di Genoa-Atalanta, che si è appena finito, è finito un minuto fa, che si è giocata alle 20:45. Allora, l'arbitro già subito partiamo che l'arbitro ha dato 6 minuti di recupero nelle fasi finali che non servono a niente. Va giù. Sì, minuti di recupero superiori ai 4 non servono a niente, va giù perché cioè tu dai più di 4 minuti di recupero, no? Cioè, top block che dai a fa? Cioè, 4 minuti, cioè, secondo me, no? La Lega Serie A dovrebbe dare il massimo di 4 minuti, massimo guarda, 5 minuti di recupero, minimo 1, massimo 5. Questo, perché se no vanno a durare troppo le partite, secondo me, eh. Poi, cioè, ma questo non è solo per l'Atalanta, solo per Napoli, solo per la di cosa. Ma proprio non fatta così per rispetto, perché, cioè, no per rispetto, però, cioè, capisci, va, dopo i 5 minuti di recupero, dopo i 4-5 minuti di recupero, ah, boh, cioè, ti rompi proprio le scatole di guardare, cioè, sinceramente, mi sono rotto le scatole a guardare 6 minuti di recupero, capì? Cioè, cosa che noiosa al 100%, se posso dire. Vabbè, cominciamo dall'Atalanta che vince per 1-0, segna Hien al 94esimo, poi al Genoa diciamo gli è stato fatto, cioè gli è stato assegnato un cartellino rosso al terzo quarto minuto, adesso non ricordo bene, a Leali, portiere del Genoa, che ha fatto un brutto fallo su che era Maldini, sì, Maldini, su Maldini perché cioè, uscendo dalla porta è scivolata su Maldini, cioè è andato proprio brutto, è scivolata. Un attimo non mi ricordo se è uscito subito Maldini e l'Atalanta ha fatto il cambio oppure poi si è rialzata, sinceramente non mi ricordo, vai giù. Se ve lo ricordate voi, scrivetevelo qui sotto nei commenti. Cioè, faccio un fallo che secondo me era inutile farlo. Perché c'è un'azione che magari tu la potevi parare col pallone. Però diciamo sarà fa per sul rosso inutile così a caso. E pensare che io l'ho come terzo portiere al fantacalcio. Pensate un poco. Cioè no, terzo portiere. Quello là è il secondo fantacalcio che faccio. Fantacalcio a 4. Quando il fantacalcio a 10, quello là che vi mostro sempre, è tutto una tufata. Vabbè. Cioè partita tra virgolette un po' scandalosa anche, non è che mi è piaciuto tanto, un po' noiosa il 0-0 finale, cioè il 0-0 che se lo sapete, a me non, cioè, non penso che a nessuno piace, non solo a me, piacciono gli 0-0, cioè, perché so proprio, tu puoi creare quante occasioni vuoi tu, però poi tutto a blocco, cioè ti stanchi. Tu spettatore ti stanchi. Cioè tu metti caso, no? Vai allo stadio, sei costretto a stare là, così, 0-0, non stanno facendo niente. Tu fate un'azione e basta, in 90 minuti. No, cioè tu vai a pagare un biglietto, un 0-0, no? Cioè al minimo 1-1, vabbè, i gol ci stanno, dici tu, però i 0-0 proprio li odio proprio. Cioè, poi io non ho niente da dire, non ho nient'altro da dire su questa partita. Quindi io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Questo qua è l'ultimo video di giornata.
Vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale. Ciao!